Il portiere è arrivato dalla Roma, Iosico sposta e calcia nella Fortitudo, che tocca il pallone verso Matteus, si muove Raubo, l'ha visto Matteus, Raubo forte, Caiche attento, non riesce a bloccare ma ad opporsi sì. Michelangelo forte verso la porta, chiede e reclama una deviazione, stavano già esultando tutti, Michelangelo è una furia. Appena avremo modo lo rivedremo. Intanto Iosico di là, prova a entrare Iosico col destro, riflesso di Moliterno, Ceppi con lo sguardo che fin qui si è fatta vedere poco col pallone. Iosico col destro, eccola la deviazione che porta avanti la L84. Destro di Iosico. Col gol di Iosico adesso la Fortitudo deve rincorrere. Bueno lascia Michelangelo, forte verso la porta, ci ha messo pochissimo per pareggiarla. Il destro di Michelangelo è 1-1 a Pomezia. Pareggio del Fortitudo Pomezia per il numero 14 Miguel. Bueno ci pensa un po', prova a pressare, Ezzi a due tocchi, Iosico arriva in porta all'84, Iosico con la sua lata, poi soltanto il palo. Matteus, Bueno in banda per Matteus che calcia verso il secondo palo, rimasto in traiettoria. Bueno fuori da Matteus, orienta e spara col destro, pallone a una spanna dalla traversa. Cuzzolino, Caiche, palla verso Braga che si libera della marcatura di Matteus e con la testa batte Moliterno. Assist di Caiche che ha aggiustato il tiro. Tiaghigno passa su Iosico, Tiaghigno con la punta, Caiche col piede, poi Fortini in qualche modo il pallone arriva a Liberti. Moliterno, possibile 3 contro 2 di là, Raubo la porta al centro, Raubo con l'esterno per Michelangelo, palo pieno del 14. Tornato Lusnig, Bueno lo cerca subito col pallone alle spalle, Lusnig col destro, esce bene Caiche. Cuzzolino su Maxi Rescia, d'esterno, Braga la tiene, Cuzzolino sterza, poi col destro, che gol che ha fatto Cuzzolino, orchestrato alla perfezione dalla L84 che ora va sul +2 col gol di Leandro Cuzzolino, l'11° stagionale. Michelangelo, arriva l'aiuto di Salas, Matteus libera il campo per Tiaghigno, controllo e tiro con la punta, solata per Raubo che lascia il pallone e va, Raubo alle spalle di Schiocchet, destro incrociato, ancora Caiche con il riflesso. Matteus, Michelangelo solata orientata, riesce a passare, Raubo si gira, Raubo calcia, poi Michelangelo, Caiche con la parata del weekend. Cuzzolino su Braga, sta arrivando Fortini, l'ha visto, l'ha servito, Fortini para Moliterno. Tiaghigno, Gelvé più lungo, Lusnig forte dentro, Caiche pensa anche alla conclusione, poi gioca su Maxi Rescia, la porta è vuota, sta tornando Matilara, Liberti orienta, pensa anche alla conclusione. Gioco partita incontro, il gol che chiude di fatto le ostilità, che porta la L84 prima in classifica a 15 secondi dalla fine. Poker
Suona ora la sirena, titoli di coda. La L84 centra la 10ª vittoria stagionale, mantiene l'imbattibilità lontano da casa e si laurea campione d'inverno battendo 4-1 a domicilio la Fortitudo Pomezia, che non vede luce ormai da 4 partite.